volevo presentarvi oggi il nuovo capo della squadra mobile di Agrigento, il dottor Perta, proveniente dalla squadra mobile della Questura di Enna. Grazie signor Questore, grazie a tutti voi per questa accoglienza. Io sono felicissimo, soddisfatto, orgoglioso di intraprendere questo percorso professionale qui ad Agrigento. Il lavoro sarà davvero molto complesso, difficile, le tematiche investigative le conoscete bene, è un territorio molto esposto alle infiltrazioni mafiose, al contrasto all'immigrazione clandestina, ai reati da codice rosso, ai reati contro il patrimonio, quindi ai crimini predatori e ovviamente non da ultimo per importanza anche al traffico di stupefacenti. Saremo sul pezzo, ci metteremo tutto l'impegno possibile, sono davvero molto felice per la fiducia che mi è stata accordata dal Servizio Centrale Operativo e non vedo l'ora di iniziare a lavorare proficuamente con la Procura Distrettuale di Palermo e con la Procura Ordinaria di Agrigento e di Sciacca, che costituisce una fetta del territorio sicuramente importante per questa provincia. Ripeto, il lavoro sarà tanto, sarà massiccio, ma la squadra mi sembra davvero molto affiatata, coesa e promette sicuramente risultati importanti.